Signor Presidente, lei ha parlato della necessità di arrivare a una unità somala. Quali passi lei pensa di poter intraprendere per arrivare con la gradualità necessaria e, se possibile, nella maniera più pacifica a questo obiettivo? Bene, noi crediamo che non si possa far altro se non di tenere viva e sempre attuale questo problema dell'unione dei somali, augurandoci che le nazioni arrivino a capire che una delle principali ragioni per cui il mondo non trova pace è che nessuno si cura dell'integrità nazionale dei popoli. Si sottovaluta, insomma, ognuno lo guarda secondo il suo interesse e non pensa che forse molti attriti, molti conflitti verrebbero eliminati se si cercasse ad unire la gente come vuole unirsi.